Staffetta, perché ci saremmo arrivati a breve, ma vedo pronto Alessandro Sursa proprio all'esterno del Palazzo della Regione, dove sono state finanziate questo vestiario per la motostaffetta che sarà impegnata nelle tappe friulane del Giro d'Italia. Avvisiamo sia a voi da casa che ad Alessandro Sursa che abbiamo anche pronto un bel mix di interviste con Sergio Emidio Bini e anche con il consigliere Di Bert, che immagino sentiremo dopo. Poi Alessandro hai libertà quando vuoi di lanciarlo tu, ma credo che adesso la cosa più importante sia vedere la sfilata che si sta preparando alle tue spalle. Alessandro. Non so se sono in diretta, caro Stefano, perché ti ho perso nel collegamento, ma noi siamo qua al Palazzo della Regione, come avevi raccontato tu, perché è stato consegnato il nuovo abbigliamento per la motostaffetta friulana, un abbigliamento specialistico ad alta visibilità, con i quali i nostri volontari andranno a percorrere, a mettere in sicurezza le strade durante il Giro d'Italia. Visto che ci stavano aspettando, possiamo far partire la sfilata, come vedete, con il consigliere Di Bert e l'assessore Bini, i grandi protagonisti di questo evento, e anche il presidente dei volontari della motostaffetta, che dà Daniele De Corte il via, e vi facciamo vedere in diretta le immagini delle motociclette che vengono guidate proprio dai volontari, che così esibiscono di fatto lo splendido abbigliamento brandizzato "Io sono Friuli Venezia Giulia", con il quale ovviamente a bordo, come detto, delle motociclette saranno a presidio di tutti gli incroci più pericolosi e di tutte le strade percorse dalle 2 tappe friulane del Giro d'Italia 2025. 32, ce lo ha raccontato e lo ascolteremo tra poco il presidente Daniele De Corte, sono i volontari, 24 verranno utilizzati. E così in diretta vi abbiamo fatto vedere quella che è una simulazione di come questi volontari a bordo delle loro motociclette percorreranno le strade e pattuglieranno tutta quella che è il percorso del Giro d'Italia per ogni eventuale tipo di soccorso. Adesso io, Stefano, giusto per raccontarti in diretta questo momento, che è stato un momento bello anche per far vedere da casa, insomma, quella che è una prova generale di fatto di quello che accadrà nelle strade durante questa edizione del Giro d'Italia. E se vuoi possiamo, se sono pronte, aspetto un tuo feedback, possiamo già lanciarti un'intervista proprio che abbiamo registrato pochi istanti fa, proprio prima di farti vedere in diretta questo bel momento in cui le motociclette hanno sfilato con i volontari della motostaffetta friulana. Allora io direi, quindi se vuoi te le lancio io, se no di andare a sentire quelle che avevamo già confezionato, ecco, con l'assessore Bini, Di Bert e anche il presidente dei volontari. Poi magari avete così anche tempo e modo di puntare anche la successiva intervista. Intanto sentiamo i protagonisti. Qui con l'assessore Sergio Emidio Bini per parlare di questo evento che si tiene al Palazzo della Regione, in cui viene consegnato l'abbigliamento ad alta visibilità per i volontari della motostaffetta, che svolgeranno un ruolo importantissimo per la messa in sicurezza delle strade e non solo durante questo Giro d'Italia. Beh, devo dire innanzitutto dei giubbotti bellissimi. Ecco, mi sono documentato un po' sulla motostaffetta friulana, devo dire che non è solo sicurezza legata al Giro d'Italia, ma è molto di più. Ciò che mi ha colpito di questa associazione di Reana del Royale sono i numerosissimi servizi che loro svolgono soprattutto per le persone più bisognose. Mi riferisco agli anziani, mi riferisco ai portatori di handicap, quindi se lo sono meritati tutti questo brand "Io sono Friuli Venezia Giulia". E poi insomma dopo gli alpini che ci hanno fatto fare come sempre bellissima figura a Biella, era l'immagine di vedere tutti gli alpini del Friuli Venezia Giulia con la stessa divisa, con la stessa maglietta, adesso anche giustamente alla motostaffetta friulana. E questo significa anche che la Regione continua, come ha parlato lei, no? Brandizzare queste associazioni, queste manifestazioni, queste, diciamo così, situazioni in cui c'è del volontariato, c'è della messa in sicurezza e la Regione c'è. Sempre, non solo con risorse economiche, ma spingendo anche proprio con questi marchi identitari che tanto fanno bene alla nostra Regione, in primis per quanto riguarda la conoscibilità della stessa e il grande impulso che ci stanno dando anche per le presenze turistiche. Ma sì, devo dire che abbiamo trovato l'attenzione del consigliere regionale Mauro Di Bert e dell'assessore Bini,
e quindi continuiamo con questa collaborazione con la Regione che si è sempre dimostrata sensibile nei nostri confronti, quindi abbiamo un abbigliamento di ultima generazione ad alta visibilità che vale per tutte le 4 le stagioni, quindi caldo, freddo e anche antiacqua, e quindi ringraziamo per il sostegno che ci viene concesso. Quanti siete in totale come numero e che numero viene predisposto per un evento del genere? Allora, sono 32 volontari complessivi e per il Giro d'Italia saremo 24 a disposizione dell'organizzazione del comitato locale tappa presieduto da Paolo Urbani. Seguirete ovviamente la tappa del Friuli Venezia Giulia. Saremo a presidio fisso sugli incroci che ci verranno indicati e saremo in tutte e 2 le tappe friulane a garantire la sicurezza. C'è un pizzico di orgoglio da parte della Regione intera vedere questa rappresentanza, massima espressione del volontariato, che spesso e volentieri svolgono un lavoro non riconosciuto a volte, in grande silenzio, con grande discrezione, e credo sia un motivo di orgoglio per noi come Regione finanziarli con delle divise che mettono in evidenza innanzitutto la loro attività che svolgono, molte volte data per scontata, e nel contempo è un grande mezzo, un veicolo pubblicitario per la Regione con il nostro marchio Io sono FVG. Queste le parole dei protagonisti. Abbiamo visto le belle immagini live delle moto che sono uscite dal Palazzo della Regione, ma non solo, abbiamo visto anche proprio il vestiario che è stato molto importante proprio per questo servizio che danno i volontari alla tappa del Giro d'Italia, per essere maggiormente visibili in qualsiasi condizione ci sia nei giorni delle tappe friulane.